comincia lo slow tour per la montagna pistoiese. Vado a prendere il treno per Pracchia. Stazione di Pistoia, qui c'è un deposito di treni d'epoca. Ma far andare, pilotare una cosa così ci vuole un'arte. Sono un po', come dire, i gioielli di famiglia. Però mi hanno detto che qua c'era proprio anche un nucleo di macchinisti appassionatissimi del loro mestiere, anche per la difficoltà di certe linee che vanno su sulle montagne. Diciamo che i macchinisti della Porrettana erano macchinisti di estrema qualità, perché ovviamente c'era la linea particolarmente gravosa da affrontare e da percorrere con questi mezzi. In più pensiamo che tutto il traffico passava da qua, per cui treni viaggiatori, treni merci, quindi era duplice la difficoltà. Ma il treno per Porretta parte fra mezz'ora e in stazione a Pistoia c'è anche una bottega da barbiere. Buongiorno. Allora facciamo un po' di barbetta, eh? Sì, grazie. Senta, ma la stazione di Pistoia è un posto particolare? C'è veramente tutto. Tutto. C'è anche la bottega del barbiere, perché? La bottega del barbiere era nata solo per i dipendenti delle ferrovie. E adesso? E adesso ora i ferrovieri sono sempre di meno e allora si lavora anche col pubblico di passaggio e con l'esterno. Il treno è stato importantissimo per Pistoia. Con la macchina a vapore, ai tempi a carbone che andava su, la vecchia Porrettana, era una cosa meravigliosa, eh? Perché io qua devo prendere proprio il treno che va su a Pracchia. Ma davvero? Dove abito io? Io abito alle Piastre. Ma dai, mi dai due dritte, due consigli? Cosa devo raccontare di quel posto? Le Piastre è un paese bellissimo, vecchio, poi c'è le ghiacciaie, dove veniva fatto il ghiaccio che poi veniva portato Bologna, Pistoia, Firenze con i carri. Se mi dite che nella mattinata siete su, io vi porto con il cavallo, con il calesse antico in giro, come facevano una volta. Volentieri, io devo solo aspettare il treno, arrivo su. Ma senti, ma so che siete anche famosi per fare il festival della bugia. Della bugia, dici la verità? siamo. Questa è la Ecco, ecco, perché di volte quando parlo la gente dice, ma te tu sei delle Piastre, di teatro di bugie e balle. No. Questo è vero. Questo è vero. Allora, ci vediamo tra un paio d'orette alla stazione di Pracchia. Questo qua è il treno, vero? Qui siamo in una delle linee più antiche d'Italia. La prima transappenninica che prese il via nel 1864, quindi appena dopo l'unità d'Italia. Addirittura su alcuni giornali si legge un paragone fra gli ingegneri ferroviari e i grandi patrioti. E qualcuno dice che hanno fatto più i grandi ingegneri ferroviari per l'Italia che non i grandi patrioti, perché l'hanno unita. Certo, perché qui poi una volta c'era l'Appennino che separava il nord dal centro. Esatto, c'era l'Appennino con la sua altezza e l'impossibilità all'epoca di fare trafori come si fa oggi, ecco, di decine di chilometri. Dicevi che ci volevano, diciamo, dei macchinisti particolarmente abili per guidare questo treno. Certo, sia in salita che in discesa. Tanto è vero che avevano predisposto delle rampe di sicurezza accanto alle stazioni, in maniera che se il treno perdeva il controllo, il capostazione deviava su questa rampa in salita così, chiamata di salvamento. Ma dai. E questi treni si fermavano lì. Questa ferrovia si arrampica sull'Appennino, si arrampica con i problemi di pendenza e con i problemi nelle gallerie del fumo. I passeggeri respiravano il fumo.
Allora i macchinisti avevano studiato questa tecnica, inzuppavano il fazzoletto da collo nell'acqua e poi si bendavano come se rapinassero una banca. È la fase eroica delle ferrovie. Sì, proprio una fase eroica, non erano le ferrovie delle Ande, ma quasi, ecco. È Pracchia? Mi sembra, sì, è proprio Siamo Pracchia. arrivati a Pracchia, il viaggio è durato un attimo. Siamo arrivati a Pracchia. Fabio, ma questa che cos'è? Un'altra stazione? È una piccola linea ferroviaria che partiva dalla stazione di Pracchia e arrivava fino al paese di Mamiano, subito dopo San Marcello. Poi però la ferrovia dava noia lungo la strada e allora è stata smantellata. Ma è il tracciato della vecchia ferrovia? Ci si va a mountain bike, ci si va a cavallo, alcuni pezzi sono diventati parchi giochi per i bambini. Giovanni, è venuto davvero col cavallo Nino. Ma andiamo a fare la strada del ghiaccio. Del ghiaccio. Perché questa è una delle attrazioni storiche, turistiche, gastronomiche. Gastronomiche. Allora andiamo. Praticamente il vecchio treno, la vecchissima stazione, il Calesse, è un viaggio nel tempo. Posso? Tranquillo. È una parola, un Calesse è più instabile di una barca. Ma come facevano le signore una volta con le gonne? Ecco, vai, non troppo forte, Nino. Viaggiare slow su una strada provinciale trafficata è un gesto simbolico, un gesto eroico, un rischio calcolato, una protesta civile, una performance. Questo è veramente slow tour. Senti Giovanni, Dimmi. ma non è che tu sei lì a aspettare i turisti alla stazione, però telefonando, mettersi Sì, d'accordo, esatto. si può. Quando c'è una richiesta noi siamo a disposizione e facciamo questo tipo di servizio per la nostra bellezza da far vedere a tutti, insomma. Ma perché ci tieni alla bellezza del Tengo tuo posto? perché sono queste cose che vanno sempre a sparire. Oh, ma sta trottando adesso. Nino, Questo, vedi, sta tornando il cavallo campione che suo papà è stato, che lui da puledro è stato un campione, poi ha avuto un piccolo problema a un piede e l'abbiamo recuperato noi dal macello. E siamo arrivati in località Le Ghiacciaie, non per caso. Oh, si dice così, mi dicono. Oh. Buon viaggio! Grazie. In questo bosco ci sono degli alberi meravigliosi, abeti se non mi inganno. Qui ci sono tracce di molti focolari. Uomini primitivi? No. Indiani Cherokee? Neanche. Direi piuttosto turisti che vengono qua il sabato e la domenica, catturano il pesce e se lo fanno alla carbonella. Interessante. Opala là. Mi sa che sono arrivato in Vaticano. Questo ovviamente non è il Vaticano della Cappella Sistina, però era una ghiacciaia talmente grande da meritarsi il titolo di Vaticano. Qua i muri si vedono ancora, ma era tutta coperta da una vera e propria cupola fatta di pali di legno e ricoperti di paglia. Allora, durante l'inverno si faceva il ghiaccio, nel senso che deviavano il fiume Reno, lo portavano dentro a dei laghetti, lì l'acqua ghiacciava, ma faceva anche degli strati di 20 centimetri, il ghiaccio veniva segato e portato qua. E poi da qui, ai tempi, come ho fatto io con Giovanni e col Biroccio, veniva portato con i carri al massimo
a Pistoia, perché sennò si scioglieva. Ma poi quando è arrivato il treno, il ghiaccio lo portavano lontano, persino a Bologna. Della grande ghiacciaia del Vaticano è rimasto poco, ma ce n'è una piccola, perfettamente conservata. La ghiacciaia della Madonnina. Questa era una piccola ghiacciaia, diciamo, a conduzione familiare. E guarda là, la copertura ancora in pali e foglie di castagno. Ci sono anche gli strumenti, questa era la palamina per rompere il ghiaccio. Con questi qua, che sono i rampini, si portava dentro il ghiaccio nella ghiacciaia. Il signor Vasco si ricorda, quando hanno smesso di fare il ghiaccio naturale, lei aveva 9-10 anni. 9 anni, nel 30 circa 9, sono del 21, 9 anni circa. E il suo babbo aveva una produzione di ghiaccio naturale. Sì. Quindi l'Alta Valle del Reno a un certo punto la principale fonte economica era il ghiaccio. Era il ghiaccio, sì, dava lavoro a parecchia gente, sia in inverno che poi anche in estate, a caricarlo, trasportarlo. Claro. A un certo punto però scoppia la guerra tra il ghiaccio artificiale e il ghiaccio naturale. Dopodiché il ghiaccio naturale non si fa più anche per motivi climatici. Allora i climatologi, i geologi fanno le carotature al polo nel ghiaccio. Io faccio una carotatura nella memoria del signor Vasco. Questa cosa che è cambiato il clima e che adesso il ghiaccio non si potrebbe più fare, ma è strana. Non sarebbe più possibile farlo. Ma quando è cambiato sto clima? Ma è dopo la guerra, diciamo, negli ultimi 50 anni, forse sì. Ma quindi è vero che c'è il riscaldamento globale qua? Senz'altro. Ora, il fiume ghiacciato non si vede più, per carità. Carlo, una castagna qua è pelosa e l'altra è glabra. Sì. Sono due razze diverse? Due varietà diverse. Ah. Nel caso delle piante si parla di varietà, non di razze come negli animali. Giustamente, parla come un biologo, certo. Questa più rossiccia e glabra è la carpinese. Sì. Questa più scura e leggermente pelosa è la pastinese. Ma quindi ci avete proprio le categorie, sottocategorie qua? Sì. Qua il castagno da voi è proprio un'istituzione. È un'istituzione, è la pianta chiamata anche l'albero del pane, perché si parla di una pianta che dava tutto. Alimento, legname per opera, legname per riscaldarsi, le foglie che servivano per fare la lettiera agli animali, perché la paglia era preziosa perché serviva per rivestire le capanne. Era una pianta che era un po' la versione vegetale del maiale. Del castagno non si butta via nulla. La castagna come il maiale, esatto, che non si butta via niente. Per esempio, niente. I cardi e le foglie servivano anche come tintura per i vestiti. E le castagne che hanno un'infinità di usi, dal consumo fresco fino alla trasformazione in farina. Il castagneto è anche cura del territorio, paesaggio, estetica. Mi sono perduto, mi hanno detto appuntamento al metato. Cos'è un metato? È il canniccio. Cos'è un canniccio? Un piccolo canile per cani nani? Non lo so. Profumo di fumo. Vieni da qua. Permesso? Avanti. Paolo, Salve. ma è questo il metato? Sì, è questo il metato, o caniccio. Ah, il metato o caniccio. Sì. Io pensavo che fosse un... Ma qui si essiccano... Le castagne. Le castagne, Sì, un essiccatoio. Un essiccatoio, sì. Ah, voi avete tutti i modi Tutti di i dire, termini. il caniccio, il metato. Le castagne qua non le vedo però. No, le castagne sono sopra. Ah, ma allora il caniccio sarebbe questo, diciamo, incannucciato. Questi che Come si chiamano? Si chiamano carelle. Carelle, ma quante parole che hanno i toscani. E sulle carelle... Ci stanno le castagne. Le castagne. Sì. Ecco, io sto piangendo perché questo fuoco qua fa fumo. Fa fumo perché il fuoco non deve essere
un fuoco ardente con la fiamma, deve essere un fuoco così che fuma. Ma quante ore ci mettono le castagne a No, le seccarsi? castagne ci mettono 40 giorni a seccarsi. 40 giorni e anche 40 notti, tu vieni a conservare come una vestale della dea castagna, Sì, vieni a conservare sto fuoco qua? questo fuoco sì, va conservato sempre, non si deve mai fermare, perché sennò se le castagne si raffredderebbero. Quindi, Per carità, Eh. se prendono il raffreddore le castagne. che poi per tenerlo, diciamo, perché la notte rimanga acceso, mettiamo sopra a questi pezzi di legno questo qui che noi si chiama ventolacchio, cioè praticamente è la pulitura delle castagne. No, Paolo, no, per carità, accidentaccio al ventolaccio, una cosa interessantissima, bellissima, è una cosa... Che sofferenza, la castagna è sofferenza. Su di qua, Sì, su di qua. Saliamo adesso sul retro dell'essiccatoio dove si vedono le castagne. Paolo, questa finestra affaccia sul piano superiore dell'essiccatoio. Sì. Che belle però le castagne, sembrano monete d'oro, sembra un tesoro. Senti Paolo, non è che mi prendi una castagna qua, che io non le ho ancora viste di castagne. Sì, te la prendo subito. Ah, ma è comoda però prendere la castagna qua, Ci sei? Sì, va bene presa. Oh, bravo. Ecco qua la castagna. Che sono belle, sono dei frutti modesti, francescani oserei dire, hanno il saio, guarda che colore che hanno, che bello. Però scusa, Paolo, adesso non voglio essere 40 giorni e 40 notti a essiccarle, Sì, ma dai. E poi il fuoco deve essere soltanto ciocco di castagno stagionato almeno 3 anni. Vabbè, sembra il ciocco di Pinocchio questo. Ma la tecnologia moderna sarà ben riuscita a essiccare le castagne in 5 minuti? Con tutta questa fatica, sto tempo, ma ha un senso o è Ha un senso per rispettare le tradizioni, per mantenere, le tradizioni, mantenere vive queste cose che facevano i nostri vecchi. Però, lasciamelo dire, il sapore di queste e il sapore di quelle è tutta un'altra cosa. Vabbè Paolo, ma hai convinto? Nel senso che sarà questa triste storia di tutto il lavoro che c'è dietro la castagna, sarà il fumo, ma... Ti viene da piangere. Sì, per la castagna ho pianto. Vabbè, allora le castagne si rimettono dentro, si chiude Sì. e finisce lì. E si lo fa lasciamo essiccare le riposare. castagne. Adesso in 40 giorni e 40 notti le castagne sono pronte. Andiamo a mettere il ciocco nuovo e siamo a posto. Alessandro, posso avere un caffè? Volentieri. Pracchia, Albergo Melini, interno giorno. Sei vestito? Ah, Guarda. guarda, Accademia Nazionale di Mountain Bike. Certo. Sì, perché Alessandro, oltre che barista, albergatore, ristoratore, è anche istruttore e guida di mountain bike. Ma un turista per caso come me può trasformarsi in ciclista non per caso? Se oggi vuoi venire con noi partiamo. Una parure da ciclista, ma volentieri. Alessandro, dove mi stai portando? Facciamo l'itinerario della FAP, della ferrovia Alto Pistoiese. Quindi è un percorso naturalistico, un Naturalistico, percorso storico, esatto, sportivo. Esatto, Molto sportivo? non troppo. Ah, ecco, meno male. Ho fatto 1 chilometro e tutto va bene. Ma siamo in salita qua, Non ti preoccupare, le pendenze non sono così proibitive. Alessandro e il suo amico Fabrizio vanno piano per non staccarmi da subito. Salve. Buongiorno signora. 4 chilometri e tutto va bene. Stiamo arrivando. 4 chilometri e mezzo e tutto va male.
Come va? Vuoi la verità o una versione edulcorata e parasportiva? Dimmi la verità. Allora, la verità, come se parlassi al mio medico, quindi scusate la crudezza dell'eloquio. Nell'ordine, mi fa male il sedere, in seconda istanza ho qualche problema di natura testicolare. Guarda, ti ho fatto fare la prima pausa proprio qui di fronte alla prima stazione della vecchia FAP. Dai, Ponte Petre. Ponte Petre, esatto. Appunto, è stato ricavato un itinerario cicloturistico sul tracciato della vecchia ferrovia Alto Pistoiese. Alto Pistoiese vuol dire che è in salita allora. Diciamo che vuol dire che è in montagna. Stiamo partendo. Tratto un po' più impegnativo. Qual è la pendenza, maestro? Circa il 4%. È un bel interesse. Sì. Ma nonostante il mio fisico da bancario sedentario, arrivo alla seconda stazione. Ma questa cosa della stazione, adesso ho capito, sono le stazioni della Via Crucis. Vabbè, c'ho la scarpa sbagliata, e allora? Il turista per definizione è un approssimativo, non si vergogna di nulla, neanche della pancia. E l'itinerario si fa duretto, ma sempre più bello. Non ho parole, non ho parole. E in certi casi è meglio non averne, dice il poeta. La stazione di Maresca. Bella la stazione. È una banca adesso, mi pare. Certo. 200 metri al luogo di ristoro. Egli riuscirà, cioè io, a non mangiare come un bufalo. Se ci riuscirà potrà andare avanti, altrimenti la congestione è sicura. Andiamo, va? No, sono sceso dalla bicicletta giusto perché qui a Maresca, qui sarebbe senso unico, adesso tolgono i punti anche ai ciclisti e io non potevo rischiare. E anche perché cercavo proprio la vecchia cantina, trattoria. Oh, grazie. Cos'è questo? È un crostone con i funghi porcini, appena saltati in padella e serviti su un crostone di pane rustico con un pochino d'aglio. E adesso un'insalatina sempre di funghi porcini appena raccolti. Beh, guarda, sono appena raccolti, mi chiamano, io sento che esercitano una... con permesso, l'assaggio allora. Fresca, rigenerante. Alvaro, che vino è questo? Questo è un Chianti del Montalbano, un vino molto delicato e non troppo corposo perché non ammazza il sapore dei funghi porcini. E soprattutto non ammazza nemmeno lo sportivo che è in me. I maccheroni di castagne, fatti con la farina di castagne e salsicce. Oh, che bello questo! Chi trova un maccherone trova uno scroccone, anzi, un esperto. Capito? Allora, siccome questi sono maccheroni buonissimi. Marco, fiduciario della locale condotta Slow Food. Come condotta, Certo. ci si rifà un po' al medico condotto. È chiaro. Quindi nella mia pseudo professione devo verificare che non ci siano cibi avariati, ma che qui- il fungo può... L'uomo del monte, Pistoiese, ha detto sì. Buonissimo. Si mangi, vai col presidio. Effettivamente si sente la castagna. Adesso vi avevo portato per finire un pezzetto di torta. Sì, ma questo non è per finire, questo è per finirci, perché se io mangio questo mi appesantisco, Alvaro, dai, non riesco mica. Beh, io allora a questo punto, siccome è una torta particolarmente buona fatta con le castagne dei nostri boschi e con le piccole mele ritrovate negli orti, ve la incarto e ve la portate, così è il premio finale per la vostra fatica del viaggio. Che bella idea, che bella idea! Sì, spero che ce la facciate arrivare di là dal monte. Allora la vado a incartare. Ce la farò, devo farcela.